Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Siamo tornati a parlare della ondata fredda, comunque tipicamente autunnale, che sta per arrivare nel corso delle prossime ore. E guardiamo quindi nel dettaglio quello che succederà. Come vedete, nei prossimi giorni sentiremo del flusso, questo affondo fresco proveniente dal nord Atlantico, che affonderà anche grazie alla forte ventilazione nord-occidentale dovuta a un profondo ciclone proprio sulla Scandinavia, che riuscirà a portare un flusso di aria molto più fredda di matrice artica, che irromperà in modo deciso soprattutto da metà della settimana, non solo al nord ma anche su parte del centro, fino a spingersi al sud Italia, quando rientreremo nella media ovunque dal punto di vista dei valori termici. Come vedete, la visione vede queste infiltrazioni fredde ma precipitazioni più frequenti, e andiamo a vedere proprio in quali aree. Come vedete, la giornata di lunedì risentiremo della perturbazione che affonderà direttamente sul Mar Ligure dopo aver interessato la Francia e la Corsica, e riuscirà ad abbattersi proprio su questi settori. Come vedete, maggiormente a rischio l'Alta Lombardia, e ovviamente non solo l'Alta Lombardia ma anche sulla Liguria risentiremo di forti precipitazioni, così come l'estensione dei fenomeni verso il Triveneto, ma l'Emilia Romagna verrà meno coinvolta, così come lungo le coste e il Basso Tirreno, e quindi gli accumuli complessi saranno maggiori soprattutto sull'Alto Piemonte e sull'Alta Lombardia. Avremo il peggioramento netto anche sulla Toscana, come vedete, vortice temporale a carattere di nubifragio con grandinate fino a medie dimensioni, mentre non avremo nulla altrove, se non entro la serata qualche temporale sull'Umbria, mentre non avremo precipitazioni al sud, se non un aumento della nuvolosità in serata dalla Campania. Temperature quindi che caleranno notevolmente su quei settori, saranno ancora sopra la media al sud lungo le coste ioniche in modo particolare, fino a 34 gradi. Poi martedì questo flusso molto più concentrato sulle regioni del centro e lungo il versante del medio-basso Tirreno interesserà maggiormente questi settori da precipitazioni, data la discesa di quest'aria un po' più fredda, che riuscirà a interessare quindi anche i settori del centro, come la bassa Toscana, il Lazio. Instabilità che raggiungerà non solo questi settori ma anche la Sicilia, quella occidentale, e la Campania, con rovesci e anche qualche locale temporale intenso soprattutto sulla Campania. Grosso modo precipitazioni che si concentreranno almeno fino alle ore pomeridiane sul Triveneto e sulle zone montane del Piemonte e della Alta Lombardia, altrove nulla da segnalare. Per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, continuerà a ruotare la circolazione che sarà ciclonica proprio sull'Europa centrale e sul nord Italia. Persisterà quindi questo minimo che continuerà a circolare, a portare quindi ancora delle precipitazioni e tanta variabilità soprattutto al nord, con precipitazioni temporalesche che avverranno soprattutto sul nord-est, mentre al centro avremo sul settore adriatico maggior chance di precipitazioni con temporali. Al sud sarà più perturbato invece ancora una volta sulla Campania, sulla Sicilia in modo particolare, e sulla Calabria, con rovesci e temporali anche qui localmente intensi, con temperature in deciso calo ovunque. Guardate invece per quanto riguarda i valori termici durante il giorno, nella giornata di giovedì, quanto si abbasseranno, saranno fino a sotto la media del periodo al nord, con valori che si aggireranno attorno ai 17-20 gradi proprio sui settori settentrionali. Al centro saremo attorno ai 23-26 gradi durante le ore diurne, con picchi anche fino a 27-28 gradi al sud Italia, specie sulla Puglia e sulla Sicilia. La seconda parte della settimana vede ancora comunque della incertezza. Come potete vedere, questa visione secondo i modelli tende a protrarsi questo minimo depressionario e continuerà a permanere sulla regione, ma potrebbe, attenzione, proprio continuare ad arrivare questo piccolo ciclone, che potrebbe anche mutarsi in un uragano proprio proveniente dagli Stati Uniti, e che potrebbe poi interessare anche la nostra penisola nel corso del weekend. Da calcolare però benissimo quale sarà la sua traiettoria, vista la incertezza da parte di tutti i modelli, ma sembra confermato invece che vivremo una seconda parte della settimana con temperature sotto la media e valori minimi che sulla Val Padana si aggireranno attorno ai 9 e gli 11 gradi, e le massime attorno ai 20-23 gradi. Insomma, valori tipicamente autunnali, quindi diamo il benvenuto anche al clima autunnale, essendo anche nel periodo ideale.
Continuate come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.